Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe, Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi ho il piacere di rincontrare il dottor Paolo Favretto. Buongiorno dottor Favretto. Buongiorno Carmen, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di una cosa interessantissima. Parleremo della vitamina D. Dottor Favretto, intanto ci spieghi una cosa, cosa sono le vitamine? Sono le vitamine? Sì, partiamo da zero. Tutti le prendono, tutti le mangiano, tutti ne parlano. Esatto, nessuno sa cos'è. No, beh. No, dai, sappiamo sicuramente più o meno, no. dai. Già il nome ci aiuta un pochino, vitamina, quindi qualcosa che c'entra con la vita, una mina della vita, quindi una sostanza che il nostro organismo necessita per poter vivere. Noi non possiamo fare a meno delle vitamine, per quanto certe volte vengono un pochino denigrate oppure trattate con leggerezza, sono delle sostanze importantissime che servono al funzionamento corretto del nostro organismo. Sappiamo che alcune vitamine fanno bene agli occhi, altre fanno bene al sistema nervoso, altre fanno bene alle ossa, quindi entrano un pochino in tutti i nostri sistemi e apparati. E queste vitamine, proprio perché sono indispensabili, noi dobbiamo assumerle con regolarità, perché purtroppo c'è un aspetto importante che è quello che noi le vitamine non riusciamo a sintetizzarle, quindi siamo legati all'assunzione esterna. Per questo motivo ci possono essere dei casi di scarsa assunzione, si parla di ipovitaminosi o addirittura praticamente assente assunzione, quindi avitaminosi. Però esistono anche dei casi opposti di ipervitaminosi, quindi di eccesso di assunzione di vitamina D, e di solito questo è conseguente a un eccesso di introduzione, per così dire, farmacologica, magari di automedicazione, perché si pensa che le vitamine possano solo fare bene. Non è proprio così. Esistono delle vitamine chiamate idrosolubili, tipo la vitamina C per esempio, tanto famosa e tanto utilizzata per il sistema immunitario, per proteggerci durante l'inverno, no? Questa è una vitamina idrosolubile, quindi viene secreta con le urine, quindi non viene sostanzialmente accumulata, mentre le vitamine liposolubili, quindi si sciolgono nel nostro grasso, sono la A, la D, la E, la K, possono accumularsi e quindi anche dare dei fenomeni di intossicazione da eccesso di sostanza. Quindi dobbiamo stare un pochino attenti con alcune vitamine di non assumerne in quantità eccessiva. Ma come faccio io a sapere qual è il dosaggio delle mie vitamine? Attraverso l'analisi del sangue? Non so come si fa. Attraverso l'analisi del sangue si può fare un dosaggio delle vitamine, quindi sapere quant'è il valore corrente. Con l'alimentazione odierna non è più come una volta, ci sono alcuni nomi di alcune patologie che adesso non ricorrono più tanto, tipo la pellagra oppure il rachitismo, che erano legate a carenze di vitamine. Adesso diciamo è molto più difficile, possono esserci delle ipovitaminosi in alcuni casi, comunque è sufficiente l'indagine ematica per sapere il corretto valore. Ci sono altre vitamine importanti, tipo la vitamina K è molto importante per la coagulazione, quelle persone che magari sono costrette per motivi di cuore a prendere il famoso anticoagulante, tipo il Coumadin o il Sintrom, conoscono diciamo questa vitamina K perché fa parte del sistema coagulativo e un eccesso di vitamina K potrebbe in parte modificare l'effetto del farmaco. Quindi ci sono delle vitamine effettivamente diciamo un po' più importanti forse di altre. In misura giusta. È giusto averle in misura giusta senza esagerare. Oggi noi parliamo della vitamina D, ma perché ultimamente si sente sempre parlare di questa vitamina D? Perché? Ci spieghi cos'è e cosa serve? Ci racconti bene di questa vitamina D? Allora, i motivi per cui se ne sente parlare
è che negli ultimi convegni e congressi sono state portate alla ribalta due aspetti estremamente importanti. Uno, che c'è una grande carenza di vitamina D, un po' in tutta la popolazione, quindi dai bambini agli anziani, e dopo vediamo il perché. E il secondo motivo è perché ci si è resi conto che la vitamina D, che noi tutti conosciamo come la vitamina delle ossa o la vitamina del calcio, svolge un'infinità di altre funzioni estremamente importanti. Andiamo dalla protezione cardiovascolare alla protezione contro i tumori, al rafforzamento del sistema immunitario, quindi una vitamina che sembra essere qualcosa di più di una vitamina. Infatti alcuni la chiamano un pre o un ormone addirittura, quindi è passata, diciamo, di ruolo. Il motivo della carenza così diffusa è legato a un paio di aspetti. Il primo aspetto è semplice, la fonte principale di vitamina D è il sole. Cioè il sole a livello della nostra cute attiva la vitamina D e di conseguenza poi questa vitamina svolgerà il ruolo che deve svolgere. E l'80% della nostra fonte di vitamina D è proprio il sole. Però se noi iniziamo a pensare anche nelle nostre latitudini quanto sole prendiamo, quanto è lungo l'inverno, quanto ci copriamo e effettivamente poi quando prendiamo il sole magari usiamo giustamente sotto certi aspetti le creme protettive. Il problema è che l'attivazione della vitamina D avviene in determinati momenti della giornata, che sono le ore centrali, in estate e via dicendo. Quindi alla fine, se andiamo a fare i conti, molto sole noi non lo prendiamo, il che vuol dire che l'80% della fonte di vitamina D ci viene a mancare. Pensiamo poi agli anziani, che magari vivono nelle case di riposo e via dicendo. Comunque questo non è un problema solo loro, perché viene riscontrata una carenza nei giovani, perché non ci si espone più, i bambini non stanno più fuori a giocare come una volta, stiamo fuori, siamo coperti e via dicendo. Quindi questo è il primo aspetto sicuramente importante. L'altro aspetto qual è? La seconda via di approvvigionamento della vitamina D, che è la via alimentare. Ora, quali sono i cibi più ricchi di vitamina D? Anche lei si ricorderà, una volta davano l'olio di ricino. Quello di serviva un'altra cosa. No, l'olio di fegato di merluzzo. Ho fatto confusione, è passato tanto da quando ve lo davo. Forse era la paura dell'olio di ricino che è rimasta impressa per gli effetti che conosciamo. Ancora ricordo il sapore. Esattamente. No, allora la vitamina D è contenuta nei cibi grassi, nei pesci grassi, nei latticini, nelle uova, nel fegato. E se andiamo a pensarci bene, sono alimenti che noi non assumiamo più come venivano assunti una volta. Di conseguenza, anche dal punto di vista alimentare, ne introduciamo meno di prima. E l'ultimo aspetto legato a questo, e in parte a quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è che sono stati scoperti molti aspetti di tipo genetico che possono influenzare l'assorbimento. Quindi magari io introduco questa vitamina D, però la vitamina D dalla fase dell'introduzione alla fase dell'essere una vitamina attiva deve venire trasformata. Viene trasformata a livello epatico, quindi del fegato, viene trasformata a livello renale prima di diventare una vitamina attiva. Ecco, in questi passaggi, per così dire, cruciali, possono esistere dei blocchi genetici. Di conseguenza, prendo poco sole, non mangio quello che dovrei mangiare e quello che mangio magari non lo assorbo bene. Le conseguenze sono che praticamente attualmente tutte le persone a cui andiamo a dosare la vitamina D troviamo valori molto molto bassi. Valori così bassi che ci starebbero, diciamo, con quegli aspetti legati all'osso tipo il rachitismo e via dicendo, che una volta erano molto molto comuni. Quindi bisogna stare un pochino attenti, diciamo, perché per tutta questa serie di motivi i nostri valori di vitamina D sono molto più bassi di quelli che dovrebbero essere e se non andiamo a fare l'esame non ce ne rendiamo conto, magari fin quando non sorge qualche problema, pensiamo alle fratture
negli anziani, perché chiaramente l'osso diventa più fragile, nella riduzione delle difese immunitarie, la facilità di ammalarsi, eccetera, eccetera. E quindi il discorso, oltre al discorso dei giovani, come diceva lei, perché oggi sono sempre lì davanti al computer e quelli che lavorano sono in ufficio, certo. E mi pare di capire che il discorso è importante quando la donna va in menopausa, che comincia ad avere problemi alle ossa, in questo caso è consigliabile. Quello va a sommarsi ulteriormente, diciamo, ma come abbiamo detto, proprio perché colpisce tutte le fasce di età, sarebbe importante saperlo in ogni caso, quindi indipendentemente, quello diventa un momento ancora più delicato, però l'aspetto appunto dell'osso forse è l'aspetto minore di quello che la vitamina D ci riserva. Ho capito. E una cosa ascoltavo prima mentre lei parlava del discorso del sole, delle ore in estate bisogna prendere il sole, nelle ore centrali e soprattutto non usare le creme protettive. Specifichiamo meglio. No, è un po' difficile questo perché appunto visto che noi abbiamo la pelle chiara, siamo al nord, certo. Abbiamo la pelle chiara, faccio un esempio su di me, se io mi metto al sole a mezzogiorno anche per 10 minuti in estate sono ustionata. Come possiamo fare? Ci sono due punti. Allora, l'esporsi al sole in quelle ore là è importante perché è in quel momento che la radiazione solare è quella giusta per attivare la vitamina D, quindi bisognerebbe farlo in quel momento là. Le creme protettive filtrano quella radiazione, quindi è come se non prendessimo il sole. Questo comunque da qui non ci scappiamo. Allora, quando ci esponiamo al sole è necessario che sia esposto almeno circa il 40% del corpo, il che vuol dire le braccia e le gambe, e al limite un po' di décolleté. I tempi, perché alla fine quello che ci fa ustionare sono anche i tempi che noi stiamo esposti al sole. Allora i tempi per l'attivazione della vitamina D si parla di una ventina di minuti, quindi non è che dobbiamo stare sotto il sole a cucinarci. Una ventina di minuti scoperti sono sufficienti per questo scopo qua, anche perché l'attivazione della vitamina D attraverso la luce solare fa sì che questa sia la forma veramente quella già pronta per essere utilizzata, quindi non ha la necessità, come quella alimentare, di fare una serie di passaggi che poi magari vengono limitati sotto qualche aspetto. Quindi bisognerebbe cercare di esporsi. Teniamo conto di un altro aspetto, perché chiaramente quello a cui faceva riferimento lei poi è il rischio di ammalarsi di tumori della pelle, giusto? Ecco, qualcuno sta sollevando l'ipotesi che questo aumento di tumori della pelle non sia legato tanto all'esposizione solare quanto alla carenza della vitamina D, che è protettiva, perché sono stati fatti alcuni studi su persone tipo pescatori, muratori che vivono costantemente scoperti fuori, sappiamo bene che non si mettono le creme protettive e che non hanno un numero più alto di melanomi rispetto invece alle altre persone. Quindi è un po' in disquisizione questo aspetto. Sicuramente non dobbiamo comunque prenderci la scottata sulla pelle per attivare la vitamina D, questo no. È anche vero che siamo molto meno esposti al sole di quello che ci esponevamo una volta, insomma, per vari motivi. Insomma. Ma ok, il sole abbiamo capito. Adesso ci ridica, dottore, in natura dove troviamo la vitamina D? E la troviamo in molti di quei cibi che vengono sconsigliati poi per altri motivi, tipo colesterolo e cose del genere, quindi dal pesce grasso, salmone, sgombro, via dicendo, alle carni come il fegato, alle uova e ai latticini. Nel latte, per esempio, ci sono dei latti, lo sappiamo, addizionati di vitamina D. Quindi dopo bisogna vedere se uno ha problemi di peso, non ha problemi di peso e vari aspetti. È vero anche che la vitamina D noi la possiamo anche integrare, quindi nel caso ci sia una carenza è giusto andare a integrare la vitamina D, proprio per questa infinità di ruoli che sembra ad avere, che vanno ben oltre, ripeto, ben oltre l'osso.
e i valori buoni per l'osso, validi per l'osso, sono meno della metà dei valori validi per gli altri aspetti, quindi dai tumori alle malattie cardiovascolari, all'asma e via dicendo. Quindi dovremmo comunque avere un valore di vitamina D più alto di quello che invece teniamo d'occhio quando pensiamo all'osso. Quindi mi pare capire che oltre al discorso non c'è controindicazione eventualmente in caso di carenza di assumere degli integratori per... Se c'è carenza, lo dice già la parola, è giusto andare a integrare. L'importante è conoscere l'aspetto, quindi la presenza della carenza, e non andare a integrare, fra virgolette, a caso e soprattutto di propria iniziativa. Perché come dicevamo, anche per le vitamine che sembrano così innocue, ci sono alcune vitamine che possono dare sintomi da intossicazione nel momento in cui il dosaggio è scorretto. È ovvio, sempre consultando prima il proprio medico, ovviamente. Sicuramente, certo, anche perché comunque per conoscere l'eventuale stato di carenza è giusto fare un esame. Quindi abbiamo detto che eventuali carenze di vitamina si scoprono attraverso le analisi del sangue. Sì, perché se lo scopriamo in altro modo potrebbe essere anche peggio. Dottor Favretto, oggi abbiamo sviluppato la vitamina D. La prossima volta di cosa parliamo? Quindi la incastro subito per la prossima volta. Parleremo di qualcosa. A sorpresa, parleremo di qualcos'altro. Comunque se magari anche qualche telespettatore scrive o fa qualche domanda o manda a voi qualche messaggio, mail, eccetera, in Facebook e vediamo. Possiamo parlarne, certo. Possiamo parlarne. Dottor Favretto, è sempre un piacere averla. Grazie. Io la saluto i nostri telespettatori e alla prossima. Arrivederci a tutti, grazie. Avete ascoltato Incontro con un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.